Benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Altra notte di fuoco a Catania, piombo sulle saracinesche di 2 bar, 6 le sparatorie negli ultimi giorni e allarme sicurezza, la UIL denuncia carenze di organici nelle forze di polizia. Anche a Palermo non si vede un freno alla violenza, ormai pure i turisti disertano buona parte del centro storico. I delegati di circoscrizione preoccupati non sono stati ricevuti in questura perché non attesi. Sempre a Palermo ricordato Libero Grassi, ucciso da Cosa Nostra nel 91 per aver detto di no al pizzo in televisione e sui giornali. Il figlio dell'imprenditore, la città sta facendo passi indietro. Mi sono sentita violentata, racconta ai nostri microfoni Giulia Vitaliti, influencer catanese finita nel sito sessista che ha chiuso dopo un'ondata di ribellione e di denuncia delle donne che hanno scoperto online le loro foto rubate. Crisi idrica a Trapani, commissione di indagine votata dal Consiglio Comunale, prima vittoria del comitato che da mesi denuncia rubinetti a secco e turnazioni infinite e ha già presentato un esposto in procura. Agosto sta finendo, arriva un nuovo weekend di controesodo, sull'Etna attività ormai contenuta, ma rimangono i divieti d'accesso ai turisti alle quote più alte del vulcano. Musica a Trapani ricorda Eric Satie, grande compositore e pianista francese con un concerto al Chiostro San Domenico, in scena un duo composto da un sassofono e un pianoforte. Calcio, vigilia di campionato per Palermo e Catania, domani Rosanero al Barbera con l'ostacolo Frosinone, trasferta a Campana sul campo della Cavese per i rossazzurri che abbracciano in ritiro l'attaccante Caturano. Bentrovati, un'altra notte di fuoco a Catania, piombo sulle saracinesche di 2 bar, 6 sparatorie in 4 giorni, un'escalation di violenza che fa crescere la tensione in città. Lorena Dolci. Mi hanno svegliato stanotte, sì. Ha sentito i colpi? Una decina di colpi, sì. Cosa avete pensato? All'inizio pensavo fossero fuochi d'artificio, ma poi ho visto l'ora ho immaginato altro. Non erano fuochi d'artificio, ma l'ennesima intimidazione. Eccoli i colpi sparati pochi minuti dopo la chiusura, intorno alle 2, contro l'ingresso del bar Lombardo in via Agricoltore, al quartiere San Giorgio. A terra restano 26 bossoli. Il raid sveglia di soprassalto i residenti, ma anche i titolari di questa panineria-gelateria che dopo una notte insonne hanno incartato le vetrate e ripreso l'attività. È la 4ª notte di fuoco a Catania, ieri addirittura 2 sparatorie. Alla stessa ora infatti alcuni colpi sono stati esplosi contro il bar 31 Maggio, come il nome della traversa di via Mario Rapisardi. Il proprietario se ne è accorto all'apertura mattutina. Una scia di piombo che non concede tregua e innalza la tensione in città. La paura c'è sempre, però speriamo che risolvano presto. Noi che siamo preoccupati pensa che noi ci possiamo fare qualcosa, se non ci pensa praticamente per dire la legge abbiamo voglia. Le sparatorie della notte scorsa sono l'ultimo anello di una catena iniziata la notte del 31 luglio. Nel mirino sempre attività commerciali, da ultimo un centro estetico, un autonoleggio, un'altra panineria. Carabinieri e polizia indagano e al momento non si esclude nessuna pista, dalla faida al regolamento di conti tra gruppi contrapposti. L'escalation è stata anche al centro del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza alla Prefettura di Catania, che ha adottato dei controlli interforze del programma Alto Impatto. Di certo c'è che circolano sempre più armi e, come dicono i romanzieri, quando appare una pistola finisce per sparare. E alla luce di questi episodi la UIL Polizia lancia l'allarme. L'organizzazione siciliana ha parlato di sole 5 volanti in strada a Catania. Ma adesso ascoltiamo il segretario nazionale di UIL Polizia, Giovanni Assenzio.
oggi Catania, dove praticamente negli ultimi 4 giorni sono state registrati degli episodi di criminalità dove hanno visto addirittura raid con colpi d'arma da fuoco sugli esercizi commerciali. Tutto questo sta fortemente facendo preoccupare i cittadini, la popolazione, che chiaramente si sente insicura nelle proprie città. Abbiamo necessità ovviamente di implementare gli organici e questo è il grido di allarme che lanciamo. Non è ammissibile che realtà come Catania, Palermo, Torino, Milano, le principali città d'Italia, giornalmente facciano registrare episodi di criminalità che diventano difficili da gestire quando ovviamente la forza organica non consente un capillare controllo del territorio. Necessita intanto su Catania un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dove sia presente anche il Ministro dell'Interno e che vengano mandati il prima possibile personale per rimpinguare gli organici e quindi dare quel senso di sicurezza che la popolazione si aspetta. Adesso le altre notizie, perché anche a Palermo non si vede un freno alla violenza, un'intera area del centro storico è ormai fuori controllo, perfino i turisti cominciano a scappare. Nei giorni scorsi i delegati di circoscrizione sono andati in questura, ma non sono stati ricevuti perché non erano attesi. Prevista la convocazione di un tavolo per la prossima settimana. Maglio Viola. Cresce l'allarme sicurezza a Palermo, dove non passa sera senza un episodio violento più o meno grave. Il fulcro delle preoccupazioni è in pieno centro storico. La centralissima via Macheda di fatto è ormai spaccata in due, dal Teatro Massimo fino ai Quattro Canti, un luogo per passeggiare pieno di locali, forse anche troppi, e di turisti e palermitani. Dopo i Quattro Canti e fino alla stazione ferroviaria centrale, invece, la stessa strada diventa terra di nessuno, in preda a conflitti fra bande di giovani siciliani ed extracomunitari, e la situazione esplode letteralmente intorno a Ballarò, divenuta area di spaccio. A confermare la situazione difficile sono anche i religiosi che lavorano nel quartiere. Ballarò è un quartiere vivace ma in agonia. Lo spaccio, la malavita, l'insicurezza, l'illegalità diffondono tra la gente quella condizione di chi dice non c'è nulla da fare. Siamo veramente esasperati, ma tutta l'asse tra via Torino e via Divisi è incontrollabile. Se l'allarme sicurezza fino a qualche tempo fa era percepito solo dai palermitani, adesso i gestori dei B&B locali avvertono che anche i turisti non si sentono più sicuri. In alcuni casi c'è chi ha rinunciato alle vacanze ed è tornato a casa. Le persone amano passeggiare tra i monumenti, però dopo un certo orario questa parte, soprattutto della via Macheda che va dalla stazione ai Quattro Canti, diventa terra di nessuno. Tutti chiedono maggiore presenza delle forze dell'ordine, maggiori pattuglie, ma l'area da controllare è vasta, il personale poco e la situazione è complessa. Auspichiamo che già dalla prossima settimana in qualche modo si riesca a fare questo tavolo di attenzione nei confronti di questo territorio. Restiamo a Palermo, è stato ricordato Libero Grassi, ucciso da Cosa Nostra nel 91 per aver detto pubblicamente di no al pizzo. Il figlio dell'imprenditore assassinato dice che la città sta facendo passi indietro. Marco Gullà. È stato il primo a ribellarsi al racket di Cosa Nostra, al pagamento del pizzo. Ucciso 34 anni fa dalla mafia, Libero Grassi è diventato un'icona della lotta a Cosa Nostra. Come ogni anno, nel giorno della commemorazione, i figli Davide e Alice Grassi, insieme al nipote Alfredo, in via Alfieri, luogo del delitto, hanno incollato alla parete un manifesto e verniciato di rosso il luogo dove è stato trovato l'imprenditore assassinato. L'imprenditore venne ucciso alle 7:30, mentre come tutte le mattine si recava al lavoro nella propria azienda tessile, la Sigma. A distanza di tanti anni, però, il figlio di Libero Grassi non vede miglioramenti netti da parte della città. Spesso questa città tende a tornare indietro, diciamo anche nei momenti buoni, quando si fanno 2 passi avanti, poi se ne fa un indietro. Per ora la città è diventata violenta. Mafiosa poco o molto lo è sempre stata, ma a me mi terrorizza anche questa violenza di strada perché è una perdita di valori. Nel manifesto affisso ogni anno dai figli si legge: il 29 agosto 1991 qui è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato.
Altre notizie, dopo segnalazioni e denunce da tutta Italia, chiuso il sito sessista con foto rubate alle donne. Tantissime, anche le siciliane, finite nel mirino di uomini che sottraevano illegalmente le loro foto dai profili social, le ritagliavano, spesso le modificavano con montaggi a sfondo sessuale e poi le commentavano in modo volgare e maschilista. Mi sono sentita violentata, racconta, ascolterete ai nostri microfoni, Giulia Vitalitti, un influencer catanese intervistata da Eva Spampinato. Violata, è stata una molestia vera e propria. Ecco come si è sentita Giulia dopo aver scoperto che le foto e i video del suo profilo social, modificate e sessualizzate, erano state sottratte illecitamente e pubblicate sul forum sessista fica.net, che dopo la bufera politica e mediatica ha chiuso. Ogni foto che pubblico, ogni storia che metto scrinnata è messa su quel profilo, commentata, insulti a sfondo sessuale, trasformate in altro che io non ho visto. Come Giulia Vitalitti, influencer catanese da oltre 1,5 milioni di follower su TikTok, altre centinaia di migliaia di donne hanno subito la stessa violenza sessuale digitale. Influencer, personaggi pubblici, giornaliste, ma anche donne comuni. Ma come ti sei accorta di essere finita su questo sito? Una ragazza che mi segue mi ha cercata sul sito e mi ha trovata. 25 pagine di mie foto dal 2021 fino ad oggi. Il caso però è scoppiato e il sito ha deciso di chiudere solo dopo che ad essere esposte alla gogna social dal carattere misogino, osceno, violento e volgare sono state anche le donne della politica del nostro paese. Sarà anche il brutto del mestiere, ma non significa che io per il mio mestiere devo accettare il fatto che vengano violati i miei diritti. E scoprire che anche una foto in cui sono dalla testa ai piedi vestita con la tuta viene sessualizzata è una roba, cioè non mi sono più sentita libera i giorni successivi a pubblicare neanche una foto in cui si vedesse la mia faccia. Io ormai esco di casa non avendo idea di chi mi sta guardando, se magari è uno di loro oppure no. Il portale era attivo da oltre 20 anni. Vuol dire che io devo mostrare ancora meno. Ho sbagliato a credere che le persone avessero del pudore, io ho sbagliato a vedere il meglio nell'umanità. C'è gente che dovrebbe stare rinchiusa. Importa solo che sei una donna, che respiri e che hai gli attributi della donna. Esattamente. E tu hai denunciato? Sì, io ho querelato. Ho fatto querela a polizia postale e ho richiesto la pena per i reati. Accusato di violenza sessuale su una ragazzina di 11 anni. Un cinese è stato arrestato a Sant'Agata di Militello. L'uomo è stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori della vittima. L'indagato avrebbe seguito la minorenne in un settore di un negozio non coperto da videosorveglianza e, approfittando dell'assenza dei genitori, l'avrebbe molestata. A Riesi, nel Nisseno, un uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri hanno trovato la moglie in strada con in braccio la figlia di 11 mesi che veniva ancora strattonata con violenza dal marito. A Catania è identificata la donna trovata morta ieri nelle acque di Fondachello. La vittima era una turista serba di 80 anni in gita organizzata. La svolta nelle indagini dopo la denuncia di scomparsa presentata dal responsabile della comitiva. A Trapani nasce una commissione di indagine sulla crisi idrica chiesta dal Consiglio Comunale. Laura Spanò. A Trapani l'acqua diventa terreno di scontro non solo politico ma anche giudiziario. Il Consiglio Comunale ha approvato la nascita di una commissione di indagine sull'approvvigionamento idrico nel capoluogo. La proposta dei consiglieri di Fratelli d'Italia era sostenuta dal Comitato L'acqua è un diritto di tutti, che da mesi denuncia rubinetti a secco e turnazioni infinite e che ha già presentato un esposto in procura contro ignoti. Ma anche i comuni di Trapani e Misiliscemi si sono denunciati a vicenda per interruzione di pubblico servizio sulla gestione della pompa di sollevamento di Marracco. La Commissione dovrà verificare le inefficienze nella gestione del servizio idrico degli ultimi 7 anni, dovrà accertare le cause delle interruzioni nell'erogazione e formulare proposte operative per migliorare la rete idrica. Il sindaco Giacomo Tranchida si è detto favorevole alla nascita della Commissione, che si indaghi pure. Io non ho paura della verità, ricordando anche i furti di rame, i blackout elettrici e i sabotaggi
danneggi denunciati nel 2023 agli impianti di Bresciana e ribadendo che non è solo un problema di Trapani, chiamando in causa anche la regione, ma di un sistema che da decenni trascura le infrastrutture idriche. Oggi sono attivi 17 pozzi su 18. Nel centro storico ci sono oltre 1000 strutture ricettive che provocano un assorbimento rilevante. In questa zona, dove spesso le tubazioni risultano piccole, schiacciate o con perdite nascoste, l'acqua non riesce ad arrivare in alcune abitazioni a causa della bassa pressione. A Trabia, nel Palermitano, un incendio è stato appiccato la notte scorsa in più punti, minacciando decine di villette. Un altro rogo, con diversi punti di innesco, è divampato a Termini Imerese. Vacanze finite per la maggior parte dei turisti e dei siciliani che lavorano e vivono fuori dalla regione. In tanti, in quest'ultimo fine settimana di agosto, si mettono in viaggio per tornare a casa. Su strade e autostrade sarà un weekend da bollino rosso. Per l'elevato numero di spostamenti sulle reti ANAS è atteso traffico in costante aumento appunto per i rientri verso le grandi città. Intanto in Sicilia l'Etna rimane in preallarme. La Protezione Civile regionale assicura l'attività resta contenuta e il sistema di monitoraggio ETNAS, si chiama così, funziona. Orazio Longo. L'Etna rimane in fase di preallarme con l'interdizione delle zone definite a pericolosità permanente, leggasi le aree sommitali. A confermarlo è la Protezione Civile regionale, uno spettacolo con 3 bocche eruttive, gli eventi effusivi dal cratere di sud-est, da guardare però dalla giusta distanza, spiega il direttore Cocina. L'attività è contenuta, quindi non ci sono particolari rischi. Certo, ci spaventiamo sempre di episodi come quello avvenuto il 2 giugno, la colata piroclastica che ha raggiunto l'estensione di 1 chilometro e che sicuramente avrebbe potuto mettere a repentaglio la vita umana. Uniforme lo standard delle ordinanze comunali che regolamentano l'accesso alle zone sommitali. Anzi, io ho fatto una direttiva in questi giorni di cui sono subito adeguati, e così pure gli operatori economici, le guide e quelli che dovevano appunto rispettare il divieto di avvicinamento alla colata lavica, è stato messo 50 metri. Soddisfatto Cocina del sistema ETNAS. Ecco, ETNAS è un sistema maturo con cui noi riusciamo a dare l'allerta precoce per tutti questi eventi con qualche ora di anticipo. Musica. Trapani ricorda Éric Satie, grande compositore e pianista francese, con un concerto al Chiostro San Domenico. In scena un duo composto da pianoforte e sassofono. Orazio Longo. 100 anni fa moriva Éric Satie, il compositore e pianista francese vissuto a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. La sua musica continua ad affascinare e in un certo senso a sorprendere, come è successo a Trapani con il concerto Eccentric Satie, il coraggio di precorrere il nuovo al Chiostro San Domenico per l'ente Luglio Musicale. Jacopo Taddei al sassofono e Luca Ciammarughi al pianoforte hanno portato sul palco un repertorio variegato, partendo dalle atmosfere rarefatte delle famose Giminopédie. Satie fu veramente un innovatore incredibile, è il padre praticamente dell'ambient music, lui la chiamava musique d'ameublement, musica di arredamento, cioè una musica che crea un paesaggio sonoro, che arreda un ambiente come questo chiostro in cui ci troviamo. Passando per Brian Eno, Bizet, Cage, Glass e Leonard Bernstein, in un uso singolare del sax, anche in brani scritti originariamente solo per pianoforte. Il sassofono è uno strumento camaleontico, si trova secondo me a suo agio sia nel repertorio, diciamo così, scritto originale, quello della seconda metà dell'Ottocento e primi del Novecento, e poi è considerato anche, diciamo così, re del jazz, quindi ha una doppia identità, ha più facce. Pausa, tra poco per il calcio, la vigilia di campionato per Palermo e Catania, le ultime di calciomercato e poi l'editoriale. Vi aspetto.
calcio vigilia di match per il Palermo che domani, in un Barbera quasi del tutto esaurito, affronterà il Frosinone. Sul mercato si avvicina all'esterno sinistro Samuel Giovane. Marco Gulà. Lavoro, sacrificio, risultati. Il Palermo di Pippo Inzaghi fino adesso nel suo bagaglio ha sempre portato queste qualità. La strada appare tracciata, ma ovviamente i siciliani dovranno percorrerla fino in fondo. La prossima fermata è quella di domani al Barbera contro il Frosinone, oltre 30.000 spettatori. Probabile che si superi anche il dato del match contro la Reggiana, ovvero 31.000 circa. Pippo Inzaghi, nonostante gli ultimi arrivi di Joronen e Veroli, non cambierà formazione rispetto a quella scesa in campo sabato scorso. L'unica novità in difesa con il ritorno di Peda tra i titolari al posto di Diakité. Anche Bardi sarà confermato tra i pali. Joronen infatti è arrivato da poco e Inzaghi approfitterà della sosta di campionato per ristabilire le gerarchie. In attacco il tecnico rosanero dovrebbe confermare Brunori sul centro-destra e Giasi sul centro-sinistra nel ruolo di trequartisti. Palumbo sta crescendo di condizione ma non è ancora pronto per partire dall'inizio. Poi Giampalo, ovviamente riferimento centrale. Mercato si avvicina il giovane esterno sinistro dell'Atalanta Samuel Giovane, classe 2003, stava per iniziare la stagione con l'Atalanta Under 23. In carriera ha giocato per Ascoli e Carrarese, dove ha collezionato 86 presenze in Serie B. Di Francesco e Magnani non saranno convocati per il match di domani, sono già in partenza per Catanzaro e Reggio Emilia. Verre fuori rosa, al momento gli è stato vietato anche di allenarsi al centro sportivo di Torretta. L'attaccante Salvatore Caturano si lega al Catania per i prossimi 3 anni. Oggi raggiungerà la squadra direttamente in ritiro per la gara di domani a Cava. Sergio Colosi. Oggi è il giorno di Salvatore Caturano al Catania. La punta napoletana, dopo aver raggiunto in ritiro i nuovi compagni, firmerà un contratto triennale. Sarà il tecnico toscano a decidere se convocarlo per la gara di Cava facendolo partire dalla panchina oppure se destinarlo alla tribuna. Il Potenza ha cercato in tutti i modi di trattenerlo, ma Caturano ha scelto Catania e il Catania per motivi professionali e personali. È un grande colpo nel mercato rossazzurro, oltre 400 presenze in C e 141 gol realizzati, l'ultimo decisivo domenica scorsa in Giuliano Potenza. Dopo Caturano ha atteso Simone Leonardi dalla Sampdoria a titolo definitivo. Per la giovane punta catanese contratto pluriennale e prestito alla Ternana. Per il centrocampo trattativa ancora aperta con la Juve Stabia per un possibile scambio tra Buglio e Guaini. Il recupero del capitano Di Tacchio consegnerà al reparto un altro elemento di sicuro affidamento, richiesto dal Cerignola Allegretto, che potrebbe essere sostituito da Miceli, capitano del Monopoli. Domani si torna in campo, Catania impegnato a Cava dei Tirreni, stessa formazione di domenica scorsa. Nel 3-4-2-1 Dini in porta, difesa con Di Gennaro centrale, Ierardi e Celli ai lati, Aloi e Corbari interni di centrocampo, Casasola e Donnarumma esterni, trequartisti Gimenez e Cicerelli, con Forte in attacco, maggiore minutaggio per D'Ausilio. Sicurezza a Catania, è inutile girarci intorno, è la sicurezza quella che chiedono in queste ore, in questi giorni i catanesi e anche i turisti in giro per la città. 6 sparatorie, 2 soltanto la notte scorsa in 4 giorni, gravissimo. Nessuno ci venga a dire tanto si sparano fra di loro, è un mantra che riaffiora puntualmente e che non assolve. A Palermo, dove ormai non è più sicuro, avete sentito, neanche passeggiare per la centralissima via Macheda, a Palermo l'escalation della violenza è cominciata proprio come adesso a Catania, con colpi d'arma da fuoco contro le saracinesche. E noi nei giorni scorsi siamo stati i primi a manifestare la preoccupazione che a Catania possa essere cominciata una guerra di mafia o di malavitosi, che poi è la stessa cosa. Temiamo di aver avuto ragione. Siamo fiduciosi che le forze di polizia sapranno mobilitarsi adeguatamente. Intanto però ci affrettiamo a sottoscrivere la richiesta che da mesi a Palermo, appunto, ripetono inascoltati i commercianti, presidi delle forze di polizia, nel nostro caso a Catania, almeno nelle zone dove si è sparato nelle ultime 150 ore, pattuglie in giro per vicoli e strade con i lampeggianti accesi.
accesi, e malgrado il valoroso impegno di polizia e carabinieri che pure saltano turni e ferie, abbiamo sentito con preoccupazione dalla UIL che non ci sono forze sufficienti né abbastanza volanti. A Catania 5 volanti soltanto. Non rassegniamoci, non aspettiamo che ci scappa il morto o i morti e poi magari ci assicureranno che Catania non è più insicura di altre città, come è stato detto a Palermo, e tanti saluti. No, per favore. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20. Grazie e buon pomeriggio.